Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di Venezia e del suo stato da mar, cioè di quell'insieme di isole, isolotti, città costiere, empori commerciali che Venezia possedeva un po' ovunque, nel Mediterraneo, ma anche e soprattutto nell'Adriatico. Partiamo con un'immagine fortemente simbolica, da Palazzo Ducale, che è un po' un microcosmo da un punto di vista simbolico. Ai lati del Palazzo Ducale, nel lato occidentale e nel lato meridionale, come vedete nell'immagine, possiamo osservare la presenza di tre statue. Risalgono alla metà del 1300, l'epoca in cui venne eretto Palazzo Ducale. Là sulla sinistra, vedete, abbiamo l'Arcangelo Gabriele, di cui si parla nei Vangeli dell'infanzia. È l'Arcangelo che ha annunciato a Maria che avrebbe concepito il Figlio di Dio. Qui al centro abbiamo l'Arcangelo Michele, è l'arcangelo che nell'Apocalisse combatte e sconfigge Satana. Là sulla destra abbiamo l'arcangelo Raffaele, che è l'arcangelo che nel libro di Tobia, nell'Antico Testamento, guida appunto Tobia da Ninive in Iraq a Ecbatana, nell'attuale Iran, dove poi conoscerà e sposerà Sara. Ecco, questi tre arcangeli non sono posti a caso, nulla è posto a caso in Palazzo Ducale, assumono un forte valore biblico-religioso, ovviamente, sono gli unici tre arcangeli ad essere citati per nome nel testo sacro, ma assumono anche e soprattutto, inseriti in Palazzo Ducale, un forte valore politico. Gabriele, simbolo della purezza, è concepito anche come simbolo della pace. Michele, che combatte contro Satana, è concepito anche come simbolo della guerra. Raffaele, che accompagna Tobia in un lungo e periglioso viaggio, è concepito anche come simbolo del commercio. Ecco, questi tre simboli rappresentano un po' le tre anime di Venezia, una repubblica oligarchica che per secoli e secoli ha alternato momenti di pace con momenti di guerra, vivendo evidentemente di commercio. Se volessimo elevare uno di questi tre simboli al di sopra degli altri, dovremmo elevare quello del commercio, perché l'economia veneziana per moltissimi secoli, al di là del sale e del pesce, non produceva nulla, viveva di commercio sostanzialmente. Ecco. E il cuore pulsante dell'economia veneziana era certamente il mercato di Rialto, che era posto al centro di un sistema molto più ampio, fatto di rotte navali, fatto di percorsi fluviali, fatto di vie terrestri. Ecco, potete immaginare tutto il flusso di merci che andava avanti e indietro per queste vie, quanti pirati, quanti briganti, quanti malintenzionati dovessero attirare, no? Un po' come il miele con le mosche. Per cui tutte queste rotte mercantili dovevano essere pattugliate e controllate da Venezia se voleva tutelare il commercio. Ecco allora che la necessità di controllare le vie commerciali ha rappresentato il motore dell'espansione veneziana. Attenzione alla corretta gerarchia. Non il commercio in funzione della guerra. La guerra, l'espansione territoriale non era un fine in sé per Venezia. Lo sarà invece per esempio per l'impero ottomano, nemico mortale per secoli dei veneziani, ma non per i veneziani. La corretta gerarchia è diversa. È la guerra, e cioè se volete Michele, in funzione della pace, di una pace vantaggiosa, e quindi Gabriele, in funzione del commercio. Scopo ultimo dei veneziani era creare le condizioni, o attraverso la diplomazia o attraverso la guerra, per poter commerciare in pace e per poter ottenerne tutti i vantaggi del caso, evidentemente. Ecco, l'esigenza di proteggere le vie navali fu la causa della nascita dello cosiddetto Stato da Mar, delle vie commerciali marittime. L'esigenza invece di proteggere le vie commerciali terrestri fu la causa della nascita del cosiddetto Stato da Terra. Lo Stato da Terra nasce a cavallo tra il 1300 e il 1400, soprattutto nei primi anni del 1400, con le famose dedizioni, quando ci fu l'unità politica del Veneto. A questo riguardo dedichiamo un altro video, mentre lo Stato da Mar nasce e si sviluppa progressivamente nel tempo. Ci sono tre grandi snodi, a mio avviso, che segnano degli appuntamenti importanti per lo sviluppo dello Stato da Mar, che sono l'anno 1000, con il doge Pietro II Orseolo,
l'anno 1082, quando Venezia poté ottenere un'importantissima crisobolla da parte dell'imperatore bizantino, e poi il 1204, quando Venezia ultimò la conquista di Costantinopoli con la quarta crociata. Ecco, qui se ne può discutere, ci sarebbero altri snodi importanti, ma questi tre mi sembrano assolutamente centrali per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento del cosiddetto Stato da Mar, di cui parleremo in questo video. Allora, partiamo dal primo snodo, il primo appuntamento, l'anno 1000. Ecco, cosa facevano i veneziani fino all'anno 1000, escluso, perché l'anno 1000 è un anno appunto di cambiamento. Fino all'anno 1000 i veneziani, diciamo a partire dall'800, il 900, vivevano sì di commercio, però non erano grandi navigatori, non erano loro che solcavano il Mediterraneo a destra e a sinistra per reperire le merci. Certo, c'era qualcuno che si avventurava oltre l'Adriatico, le famose spoglie di San Marco giungono a Venezia perché furono dei mercanti veneziani ad andarle a prendere ad Alessandria. Però voglio dire, tendenzialmente le merci orientali a Venezia giungevano in virtù dei mercanti orientali, greci, siriaci generalmente. Non erano i veneziani ad andare a prendersele, venivano loro portate dai mercanti orientali, i quali, vedete nella slide, giungevano proprio a Venezia perché nei secoli precedenti, nell'Ottocento e nel Novecento, Venezia era riuscita, o con le buone o con le cattive, a mettere in condizione di non nuocere i porti rivali, per esempio Comacchio, per esempio Capodistria. Ed ecco che il flusso delle merci orientali, quasi per inerzia, ottenute le condizioni politiche vantaggiose, giungeva proprio al mercato di Rialto. I veneziani, fino all'anno 1000 escluso, diciamo, cosa facevano per lo più? Erano barcaioli o battellieri, cioè erano mercanti che ottenevano le merci che giungevano dall'Oriente e poi si avventuravano per i fiumi dell'entroterra che vedete lì nella cartina, no? In genere nella zona del Veneto. E quindi i veneziani caricavano battelli e zattere di tutte le merci che provenivano dall'Oriente e risalivano o il Tagliamento, questo fiume qui, oppure il Piave che giungeva fino a Belluno, oppure il Sile, eccolo qui, fino a Treviso, potevano risalire il Brenta fino a Padova e poi naturalmente anche l'Adige è importantissimo perché risalendo l'Adige si poteva giungere non solo a Verona, ma poi risalire la Val d'Adige e giungere fino a Bolzano e quindi aprire tutto aprirsi a tutto il mercato germanofono. Ci si potrebbe domandare come facevano i battellieri a risalire i fiumi, no? Parando, cioè conficcando delle lunghe aste sul letto del fiume e a forza di braccia spingendo per risalire il fiume, oppure avvantaggiandosi dei buoi, quindi aggiogando i buoi a delle lunghe funi che procedevano lungo le rive del fiume, no? Trascinando con sé la barca o la nave, e poi buoi che venivano cambiati ogni tanto con altri buoi freschi nelle posizioni chiamate di posta. Potete immaginare che tutti questi flussi di merci preziosi che andavano e venivano per i fiumi, ancora una volta, potevano essere un obiettivo privilegiato per predoni e malviventi, onde per cui i mercanti veneziani che dovevano sorvegliare e trasportare la mercanzia dovevano anche essere abili combattenti, cioè dovevano essere armati, capaci di armarsi e capaci di difendere la mercanzia che trasportavano. Un po' come un furgoncino portavalori oggigiorno, no? Deve essere, come dire, blindato ed è guidato evidentemente da guardie armate. Il fiume forse più importante era il Po, insieme all'Adige, perché vedete che attraverso il Po si poteva giungere fino, parando, no? Con la tecnica che vi dicevo prima o con la forza dei buoi, fino nella Lombardia e fino a Pavia, che era la capitale dei Longobardi prima e capitale del Regno Italico Franco poi. E quindi in Lombardia si poteva aprire tutto il mercato lombardo, tutto il mercato piemontese, ma poi soprattutto tutto il mercato franco, perché appunto lì governavano i franchi dall'Ottocento in poi.
Tutto questo ben di Dio che andava e veniva dai fiumi sortiva una certa curiosità, per non dire una certa invidia, presso qualche osservatore. Vedete, per esempio, questo è quello che diceva un funzionario pavese nel X secolo. Diceva: questa gente, i veneziani, non ara, non semina e non vendemmia, ma può comprare in ogni porto grano e vino. Cioè, ma com'è possibile che questi qui sostanzialmente non lavorano, cioè non lavorano la terra e sono più ricchi, più benestanti di tutti quelli che invece producono? Questo è il miracolo del commercio. Il commerciante non produce nulla, non trasforma la materia, non trasforma l'albero in una sedia. La funzione del mercante è quella di mettere in correlazione la domanda con l'offerta, spesso e volentieri non producendo i beni, ma trasferendoli fisicamente dal luogo in cui vengono prodotti al luogo in cui vengono comprati e viceversa, perché le merci seguivano sia un flusso che l'altro, naturalmente. Di quali merci stiamo parlando nel corso dell'Ottocento e del Novecento? Beh, le merci che provenivano dall'Oriente sono quelle rinomate. Parliamo per esempio di incenso, parliamo per esempio delle spezie, parliamo per esempio delle erbe medicamentose. Spesso e volentieri le medicine venivano ricavate da intrugli e da misceli vegetali. Pensate per esempio alla teriaca, no? Una specie di adattogeno che curava qualsiasi male. Ma ancora dall'Oriente provenivano stoffe preziose, provenivano le sete, proveniva il famoso panno porpureo, cioè fatto di porpora, un colore molto difficile da ricavare che non a caso era uno status symbol della corte imperiale bizantina. Ecco. Insomma, dall'Oriente provenivano tutte le cose, i prodotti più finemente pregiati, coloranti per esempio. Ma il flusso delle merci seguiva anche la rotta contraria. Dal mondo germanico provenivano per esempio armi e metalli preziosi, argento e oro, armi che spesso erano piazzate sulle piazze saracene in Nord Africa. Piazze saracene che erano anche ghiotte di legname, che provenivano a rialto dalle zone alpine e prealpine. Ma ancora su questi fiumi correvano per esempio derrate alimentari, provenivano tanto dall'entroterra quanto dalla zona della Dalmazia. Insomma, a rialto o per un verso o per l'altro c'era un flusso di merci ininterrotto che faceva la fortuna della città lagunare, evidentemente. C'era però un problema, e cioè che Venezia era come soffocata in laguna, perché il mare Adriatico fino all'anno 1000 non era affatto un mare sicuro. C'era il problema dei pirati narentani. Pirati narentani erano pirati slavi che dovevano il loro nome al fiume Narenta, che vedete qui nella cartina, e fiume presso il quale i pirati avevano le loro basi logistiche. È chiaro che la Dalmazia è un luogo che è estremamente favorevole per il proliferare della pirateria, non solo perché per i quei mari transitavano merci e ben di Dio a non finire, ma perché la Dalmazia, chi è stato lo sa bene, è una costa estremamente frastagliata, fatta di isole, isolotti, di fiordi, di insenature. Era facilissimo per i pirati nascondersi dietro ogni fiordo, ogni insenatura, colpire, razziare e fuggire dopo il fiordo successivo. E chi è che avrebbe più potuto rintracciarli? Per cui, sia per i motivi commerciali sia per motivi morfologici, in questa zona la pirateria non poteva che proliferare, diciamo così. E questo fu un grosso problema per Venezia, perché per tutto l'Ottocento e per tutto il Novecento dovette fare i conti con questa presenza ingombrante dei pirati slavi narentani. Bisanzio era distante, non riusciva a intervenire, era debole e Venezia cercava di fare quello che poteva. A volte scendeva a patti politici, a volte pagava i pirati purché non assaltassero le navi, altre volte ingaggiava guerra vera e propria. Pensate che nel corso dell'Ottocento, durante una delle tante spedizioni militari, un doge guida la flotta veneziana contro i Narentani e muore in battaglia. Si tratta di Pietro I Candiano nell'anno 887 e fu un episodio estremamente grave perché i Narentani dimostravano di resistere anche alla spedizione guidata dal doge. Per cui, insomma, in qualche modo
Venezia per 2 secoli o quasi dovette fare buon viso a cattivo gioco, fino a quando le cose cominciarono a cambiare. Correva l'anno 1000, proprio l'anno 1000. E il doge era Pietro II Orseolo, uno dei dogi più importanti e più famosi di Venezia. Cosa accadde? Che proprio in quell'anno 1000 alcune città o romane o greche situate sulla costa dalmata chiesero aiuto a Venezia contro la pressione degli slavi che o a causa della pirateria o per la pressione proveniente dall'entroterra minacciava l'esistenza di quelle città che non erano slave, erano di identità o latina o greca. Queste città chiedono aiuto non a Bisanzio, perché ormai, anche se formalmente dipendevano da Bisanzio, perché ormai era chiaro che Bisanzio in quel momento non aveva la forza per intervenire. Chiesero aiuto all'unica città che avrebbe potuto fare qualcosa, e cioè a Venezia. Pietro II Orseolo non se lo fece ripetere 2 volte e colse l'occasione al volo. Fece costruire una nuova flotta, fatta per la prima volta di galere. Qui nella slide vedete un modellino storicamente molto fedele che si trova in un bellissimo museo di Venezia, il Museo Storico Navale, vicinissimo all'Arsenale. Ecco, la flotta fatta costruire da Pietro II Orseolo era qualcosa di molto simile a questo modellino. Per la prima volta Venezia varava delle galere. La galera era una nave, un prototipo di nave che di recentissima invenzione. Era nata pochissimi decenni prima a Bisanzio e visto che Venezia era un ducato bizantino, con ogni probabilità il know-how, cioè la sapienza tecnica di Bisanzio, venne facilmente esportata a Venezia e si rimboccò le maniche e costruì questa nave che era la nave militarmente e tecnologicamente più avanzata dell'epoca. Una nave che nasce, la galera, che nasce già praticamente perfetta, perché nel corso dei secoli subirà pochissime variazioni e sviluppi, fino a quando poi non verrà superata dopo la battaglia di Lepanto, insomma la galera non servirà più, ma per circa 500 anni la galera sarà la nave da guerra che è più importante e più efficace di tutto il Mediterraneo, la padrona del Mediterraneo. Vedete che la galera era una nave, lo vediamo qua bene nel modellino, no? Lunga e stretta. Forse proprio per questo venne chiamata galera, perché galera potrebbe derivare da un termine bizantino che suonava così, galaia. Galaia in bizantino era pesce spada e la galera poteva sembrare un pesce spada, no? Lunga e stretta e vedete con un lungo rostro, cioè questa grande trave che serviva per speronare a prua, un po' come se fosse un pesce spada, no? E poi vedete che queste prime galere erano caratterizzate da 12 banchi. I banchi erano i propri posti fisici dove si sedevano i rematori. Se li contate ne abbiamo 12 su un lato, 12 sull'altro. 2 rematori per ogni banco. Ecco, motivo per cui la galera doveva sembrare anche un grandissimo millepiedi. Quando i remi venivano tenuti alti a fior d'acqua perché si sfruttava la propulsione del vento, quella nave poteva sembrare un grande millepiedi, onde per cui, secondo qualcun altro, il termine galera potrebbe derivare non da galaia, dal bizantino, ma da un termine veneto-trestino che era galia, che significava 1000 piedi. C'è questa duplice possibilità. Ecco, e poi notate anche che nel corso degli anni qui a Prua venivano installate delle macchine da lancio, potevano essere delle baliste, potevano essere delle catapulte. Comunque, insomma, delle navi militarmente devastanti, le navi più d'avanguardia del tempo. Ecco, con questa nuova flotta militare, Pietro II Orseolo salpa proprio il giorno dell'ascensione dell'anno 1000, su questo poi ci torneremo. E la spedizione è assolutamente fortunata, perché costeggia tutta la costa istriana dalmata, incassa dei giuramenti di fedeltà da parte di tutte quelle città o greche o romane che avevano chiesto protezione a Venezia, non le elenco tutte ma le vedete qui sulla slide, ok? E veleggiando verso sud finalmente riesce a ingaggiare battaglia contro i pirati narentani e li sconfigge. Li sconfigge una volta e per tutte nella battaglia di Curzola
e nella battaglia di Lagosta. Vedete, siamo proprio qui presso la foce del fiume Narenta. Ecco, fu un episodio straordinario perché il problema dei pirati narentani venne risolto alla radice. Pietro II Orseolo poté tornare a Venezia insignito del titolo prestigiosissimo di Dux Veneticorum et Dalmaticorum, cioè duca, o se volete doge, dei Venetici e dei Dalmati, perché in virtù di quella spedizione tutta la costa dalmata, direttamente o indirettamente, accettò la subordinazione politica a Venezia. Questo titolo, Dux Veneticorum et Dalmaticorum, venne immediatamente riconosciuto dal Papa e dall'imperatore germanico, del Sacro Romano Impero. Le due grandi autorità del tempo, naturalmente. Si dà per scontato che anche l'imperatore di Bisanzio abbia avvallato a monte l'impresa e confermato questo titolo. Tanto tutte quelle zone rimanevano comunque formalmente sottoposte a Bisanzio. Ecco. E rimangono diverse tracce di questa grande impresa di Pietro II Orseolo che finalmente concedeva a Venezia la possibilità di respirare, di allargarsi nell'Adriatico senza temere costantemente gli assalti dei pirati. E questo potete immaginare quanti vantaggi avrebbe potuto recare da un punto di vista commerciale, enormi. Venezia comincia ad espandersi nell'Adriatico. E infatti a Venezia Pietro II Orseolo è uno dei dogi più rinomati, più ricordati, che ha lasciato maggior tracce visibili. Questo qui è Palazzo Ducale, no? Evidentemente, visto dall'alto. Possiamo provare così artificiosamente a scoperchiarlo. Attenzione, eccolo qui, abbiamo scoperchiato Palazzo Ducale per mostrare dove si trova la sala del Maggior Consiglio, quella lì dove vi mostra la freccia. È una sala che risale, come tutto il palazzo, alla metà del 1300, una sala dalle dimensioni enorme, vedete lì le misure, che all'epoca della costruzione probabilmente era la più grande al mondo senza colonne, quindi un immenso spazio vuoto estremamente decorato all'interno. Proviamo a entrare all'interno, eccolo qui. Questo siamo all'interno della sala del Maggior Consiglio e potete vedere l'infinità di decorazioni e di opere che si trovano all'interno. Ecco, tenete conto che subì degli incendi, le opere vennero rifatte più volte. Quello che ci interessa, no? È che ai lati, destra, sinistra e anche alle nostre spalle, ci sono dei cornicioni in cui vengono rappresentati i dogi. I 120 dogi di Venezia sono rappresentati quasi tutti in questi cornicioni o della sala del Maggior Consiglio o nella sala dello scrutinio che è adiacente. E come vengono rappresentati questi dogi? Facciamo una zoomata, eccolo qui, vedete? Vengono rappresentati a coppie. Ogni doge tiene in mano un cartiglio e su ogni cartiglio è riportata una, due o tre frasi che ricorda la cosa più importante che ha fatto quel doge, cioè la cosa per la quale merita di essere ricordato nella storia. Dovendo selezionarne una o due, vengono citate le cose più importanti. Proprio questo qui, vedete che vi sto selezionando, è il riquadro del nostro doge Pietro II Orseolo, che vediamo lì sulla sinistra. Vedete che tiene in mano un cartiglio che, tradotto in italiano, suona così: sottometto la Dalmazia nell'interesse del comune. Molti spontaneamente si arresero in modo pacifico, perché moltissime di quelle città che vi ho mostrato prima si cedettero spontaneamente a Venezia. Vennero sconfitti militarmente, naturalmente, i pirati narentani. Ecco, per cui questa è la cosa più importante che fece Pietro II Orseolo. Ma la sua figura è ricordata anche al di fuori di Palazzo Ducale, d'altronde è una figura estremamente importante. Questo forse lo riconoscerete, è il cosiddetto bacino Orseolo, uno dei bacini più importanti perché qui le gondole attendono di imbarcare i turisti per portarli in giro per i canali e per i rii, no? È uno dei luoghi più importanti, anche più scenografici, perché ci sono molte gondole concentrate assieme. Ecco, bacino Orseolo, ci troviamo proprio presso Piazza San Marco. Stando in mezzo a Piazza San Marco, diamo le spalle alla basilica, in fondo sulla destra si accede a questo bacino Orseolo. Vedete che ci sono due targhe. La prima targa dice così:
da Pietro II Orseolo, che con senno e fortuna resse la Repubblica Veneta dall'anno 991 all'anno 1009. Quindi fu un dogado piuttosto lungo quello di Pietro II Orseolo. Il comune decretò nominarsi questo bacino d'approdo che la Società per la Reazione fece scavare nel 1869. Insomma, uno dei bacini più importanti, quantomeno a livello turistico, dedicato proprio a lui, a Pietro II Orseolo. E c'è una seconda targa, storicamente più significativa, che dice così: riverito dai Cesari d'Oriente ed Occidente franco. In effetti Pietro II Orseolo fu abilissimo da un punto di vista diplomatico a giostrare i giusti equilibri, sia nei confronti dell'imperatore franco, quindi del Sacro Romano Impero, sia nei confronti dell'imperatore bizantino, per mantenere l'autonomia di Venezia. Ecco, quindi riverito da entrambi i Cesari, estese i commerci dei veneziani. Questo è il punto. Prendendo l'Adriatico del Nord poté estendere e dare più respiro all'economia lagunare. Pirati e gente slave debellò, guadagnò la Dalmazia, quello che abbiamo appena detto. Rotti i Saraceni, ridiede Bari a Bisanzio. Pochi anni dopo riuscì anche a strappare Bisanzio ai musulmani e a riconsegnare, strappare Bari ai musulmani e riconsegnare la città ai bizantini. Il tempio di San Marco e il palagio ducale accrebbe e ornò, quindi fu attivo su più fronti. Tanto e più fece per la patria iniziatore di sua grandezza. Pietro II Orseolo fu l'iniziatore della grandezza di Venezia, perché fu l'iniziatore dello Stato d'Amar. Lo Stato d'Amar veneziano nasce evidentemente, no, per osmosi con il controllo politico, commerciale e militare dell'Adriatico, prima dell'Adriatico del Nord, poi di tutto l'Adriatico e poi anche di molte coste greche, come vedremo tra un attimo. Vi dicevo, apriamo una piccolissima parentesi, che Pietro II Orseolo salpò il giorno dell'ascensione dell'anno 1000. Non è un particolare insignificante, perché visto il successo della sua spedizione, da quel momento in poi a Venezia si organizzò una festa che poi divenne una festa tradizionale tra le più importanti celebrate in laguna, la festa della Sensa. Sensa significa proprio ascensione in lingua veneta. Quindi vi ricordo, no, che l'ascensione è una festa che avviene 40 giorni dopo Pasqua, mentre 10 giorni dopo l'ascensione c'è la Pentecoste. Ecco, durante la festa dell'ascensione, cosa accadeva in questa festa della Sensa? Che il doge, il vescovo di Olivolo, i più grandi dignitari politici di Venezia, i patrizi e anche il popolo si imbarcavano sulle gondole di rappresentanza e si recavano verso il Lido. Il doge naturalmente aveva l'imbarcazione più prestigiosa, più nobile, il famoso Bucintoro, quello che vedete qui nella slide. Bucintoro era la nave personale del doge, quindi la nave di Stato, per così dire. È l'unico caso nella storia in cui c'è almeno a quanto mi risulta, un mezzo di locomozione legato ad una figura politica. Un po', ecco, forse come l'Air Force One con il presidente degli Stati Uniti. Ecco, l'Air Force One sta il presidente degli Stati Uniti come il Bucintoro stava il doge da un certo punto di vista. Ma il Bucintoro era una nave di rappresentanza straordinaria. Ne furono più versioni durante i secoli. Questa che vedete è l'ultima versione, quella del 1700, che potrete contemplare in quel museo storico navale di cui vi parlavo prima. Era una nave bellissima, completamente dorata e adornata di statue simboliche, di statue ornamentali, intarsiata, con un soffitto a cassettoni, vedete, forse la nave più bella del mondo che non è stata conservata perché purtroppo venne fatta distruggere per disprezzo dai francesi a seguito delle armate napoleoniche. Però ecco, il doge saliva sul Bucintoro e insieme a gran parte del popolo veneziano, dei più alti dignitari, si recava verso il Lido, quindi al limite tra la laguna e il Mar Adriatico. E lì avveniva il cosiddetto sposalizio del mare, che era il cuore della festa della Sensa. E quindi il doge prendeva un anello, lo gettava in acqua e sposava il mare. Cosa fa? Cosa fanno due sposi? Si donano gli anelli reciprocamente, no? Ecco, il doge gettava questo anello e pronunciava queste parole, vedete? E desponsamus te mare, insignium veri perpetique domini. Quindi
Ti sposiamo, mare, in segno di vero e proprio dominio. Venezia che sposa il mare. E da questo sposalizio ne nasce una prole che, al di là della metafora, significa prosperità politica ed economica per la città intera. Ecco, questa festa della Sensa, ripeto, era una delle feste più importanti che si celebrava a Venezia, è celebrata ancora oggi, perché il comune di Venezia dagli anni 60 in poi l'ha ristabilita. Non c'è più il doge, naturalmente, che la presiede, c'è il sindaco di Venezia. Se andrete a Venezia il giorno dell'Ascensione e se riuscirete a prendere posto su una gondola, potrete vederla. E vi faccio vedere un piccolo filmato che mostra in cosa consiste nella sua essenza questa festa. Un corteo acqueo di barche a remi, partito dal bacino San Marco al seguito della Bissona Serenissima, la grande imbarcazione da parata, ha accompagnato ieri a Venezia lo sposalizio del mare. La cerimonia millenaria è stata celebrata in occasione della festa della Sensa, manifestazione tradizionale in cui si celebra l'ascensione di Cristo e che ogni anno ricorda il rapporto di Venezia con il mare. La cerimonia vera e propria dello sposalizio ha avuto luogo invece di fronte alla chiesa di San Nicolò del Lido. Qui il sindaco Luigi Brugnaro ha gettato in mare l'anello benedetto dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, recitando la formula Desponsamus te mare insignum veri perpetuique domini, ovvero ti sposiamo mare in segno di vero e proprio perpetuo dominio. Desponsamus te mare. Quindi il questore di Venezia, dottor Luciano Rocca, il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia. Ecco, un secondo appuntamento fondamentale per la costruzione dello Stato da Mar, dopo Pietro II Orseulo, sarà la cosiddetta Crisobolla, e cioè un documento importante che venne ottenuto da Venezia sotto il dogado di Domenico Selvo. Lo vediamo qui in Palazzo Ducale, come vi dicevo prima, raffigurato sul cornicione superiore, eccolo qui, che tiene in mano il suo bel cartiglio, come tutti gli altri. Domenico Selvo è passato alla storia anche per un matrimonio estremamente importante, partiamo da qui. Nel 1077 sposò una principessa bizantina, la principessa Teodora, che era una cosiddetta porfirogenita, cioè una nata nella porpora. Come vi dicevo, la porpora era il colore ufficiale dei bizantini. I neonati, come i figli degli imperatori, insomma i membri della famiglia reale, erano chiamati porfirogeniti perché nascevano nella porpora. Ed era la prima volta che in laguna giungeva una sposa di valore così alto, così importante, la sorella dell'imperatore, si chiamava Teodora. E naturalmente giunta in laguna cominciò subito a far parlare di sé, perché aveva degli usi e dei costumi piuttosto diversi da quelli dei veneziani. D'altronde proveniva dalla corte bizantina, per cui Teodora era una donna che amava circondarsi di cose morbide, di cose soffici, aveva una camera da letto profumatissima e si lavava le mani, sembra, solo nell'acqua raccolta
dalle gocce di rugiada dalle sue ancelle. E poi aveva questa strana usanza di usare uno strano strumento per mangiare. Si faceva tagliuzzare il cibo dalle ancelle e poi lo infilzava con questo piruni, dal verbo greco peiro, che significa trafiggere, infilzare, che era la forchetta. Ecco, che poteva avere 2 o 3 rebbi, come vedete nell'immagine, in quel caso 2. E fu proprio Teodora a introdurre a Venezia e poi di conseguenza in tutta Italia l'uso di utilizzare la forchetta nei pasti. Certo, ci vorranno ancora dei secoli prima che questo uso si diffonda un po' ovunque, però al di là di alcuni patrizi romani che la usavano molti secoli prima, questo nuovo utilizzo comincia proprio qui con Teodora, da cui anche il termine piron in lingua veneta, no? Che significa proprio forchetta. Ecco, oltre a questo matrimonio estremamente importante e prestigioso del doge con la sorella dell'imperatore, il che testimoniava anche il rango politico a cui era giunta a Venezia, no? Di tale importanza da poter permettersi di celebrare un matrimonio di tal fatta, Domenico Selvo, doge di cui stiamo parlando, è ricordato anche per un altro episodio fondamentale, che è quello riportato proprio qui sul cartiglio. Vedete cosa dice? Respinsi con le armi Roberto il Guiscardo che assediava Durazzo. E per questo l'imperatore Alessio, primo Comneno, l'Alessio dell'imperatore di Bisanzio, mi riconosce signore. Ecco, cosa era successo? Questo è l'appuntamento importante per la costruzione dello Stato da mare. Era successo quanto segue. Ci troviamo nella seconda metà dell'undicesimo secolo e la situazione nel sud Italia è particolarmente caotica e contorta. Il sud Italia nell'undicesimo secolo è conteso fra i Longobardi, che lì avevano mantenuto dei ducati, quello di Spoleto, di Benevento, e i Bizantini. E naturalmente erano sempre in guerra tra di loro. E cosa pensano di fare i due contendenti? Di assoldare dei mercenari. Ecco, i mercenari più abili che si trovavano sulla piazza in quel momento erano i Normanni. E quindi questi guerrieri che provenivano dalla Scandinavia, che volentieri si prestavano inizialmente come soldati o per i Longobardi o per i Bizantini che guerreggiavano per gli uni e per gli altri. Ecco, dopo qualche decennio i Normanni cominciarono a mangiare la foglia, cioè cominciarono a pensare che se invece di vendersi ciascuna tribù, ora ai Longobardi, ora ai Bizantini, si fossero tutti alleati tra di loro, beh, i Normanni avrebbero potuto sconfiggere militarmente tanto gli uni, i Bizantini, quanto gli altri, i Longobardi, e prendere tutto il sud Italia per sé. Ecco, di fatto avvenne proprio così. Questi nuovi immigrati, no, che inizialmente si vendevano come mercenari, uniscono le forze e nella seconda metà dell'undicesimo secolo scalzano Bizantini e Longobardi e prendono possesso di tutto il Mezzogiorno. E questo avvenne soprattutto sotto la guida di Roberto il Guiscardo. Ecco, ad un certo punto Roberto il Guiscardo, che prende possesso di tutto il Mezzogiorno, non si accontenta, ma comincia a organizzare una spedizione militare. Era l'anno 1081, vedete, e allestisce una flotta di circa 16.000 uomini, non erano pochi, e dà l'assalto all'isola di Corfù, che era un'isola bizantina, e riesce a prenderla. Non pago di questa sconfitta, decide anche di assediare Durazzo, nell'attuale Albania. Durazzo era una città bizantina particolarmente importante perché da Durazzo partiva la via Egnazia, questa qui che vedete segnata in rosso, che di città in città attraverso per esempio Tessalonica e giungeva dritta fino a Costantinopoli. Prendere Durazzo significava avere le porte spalancate fino a Costantinopoli e questo per l'imperatore era un bel problema. Per cui cerca di arginare il problema finché può e quindi respingere Roberto il Guiscardo, suo figlio Boemondo e tutti i suoi uomini da Durazzo che era stata posta sotto assedio. Cerca aiuti militari a destra e a sinistra, ma un po' tutti fanno orecchie da mercanti. Chi è che risponde all'appello di Alessio I Comneno, l'imperatore bizantino?
è naturalmente il doge di Venezia. Non solo Venezia era formalmente un ducato bizantino, non solo Domenico Selvo era marito della sorella dell'imperatore, di una porfirogenita, ma Venezia aveva anche tutto l'interesse ad intervenire in quell'ambito dell'Adriatico, perché se i Normanni avessero preso anche Durazzo, avrebbero esteso il proprio dominio non solo sull'Italia meridionale, ma anche sulle coste adriatiche e ioniche dell'altra costa, orientali. E quindi tutto il mare Adriatico, cioè diciamo l'ingresso del mare Adriatico, sarebbe stato controllato da un'unica potenza politica, i Normanni, che avrebbero controllato tanto le coste orientali dell'Adriatico quanto quelle occidentali, e in quel modo avrebbero controllato i flussi che salivano e scendevano da quel mare, quindi avrebbero potuto per esempio porre dei dazi e quindi tassare tutte le merci che giungevano per Rialto o che partivano da Rialto. Questo sarebbe stato un disastro per l'economia veneziana, perché significava far dipendere la fonte primaria della propria sussistenza, della propria ricchezza, da una potenza politica altra, i Normanni, che controllando l'Adriatico avrebbero controllato evidentemente Venezia. Per cui Domenico Selvo cosa fa? Risponde positivamente alla richiesta d'aiuto dell'imperatore bizantino, allestisce frettolosamente, ma non troppo, 63 galere e si dirige verso Durazzo con lo scopo di rompere l'assedio. Ci fu una battaglia molto importante nel 1081 in cui vinsero i veneziani, e tra l'altro utilizzando una tecnica bellica curiosa quantomeno, perché cosa fecero i veneziani? Legarono tra di sé molte navi come a costruire una grandissima piattaforma galleggiante, e tra le varie alberature delle navi issarono delle corde o delle funi sulle quali issarono a loro volta delle piccole scialuppe riempite di arcieri, in modo tale da avere delle sorta di torrette riempite di propri uomini. E in questo modo avrebbero potuto dar battaglia ai Normanni, ricreando in qualche modo, insomma, uno scenario bellico terrestre con le torrette riempite d'arcieri dalla propria parte. Ecco, un po' grazie a questo escamotage, un po' grazie al fatto che l'ammiraglia normanna, dove risiedeva il figlio di Roberto il Guiscardo, che era questo Boemondo di Taranto, poi grande protagonista della prima crociata, venisse affondata, ecco, i veneziani riescono a vincere la battaglia e a spezzare, almeno provvisoriamente, l'assedio di Durazzo. Poi ci saranno altre battaglie in cui i veneziani perderanno, ma diciamo che in virtù di questa battaglia riescono a respingere quantomeno la minaccia nell'immediato. Roberto il Guiscardo morirà poco dopo e quindi anche i Normanni rinunceranno a ogni ambizione sulle coste orientali dell'Adriatico e Costantinopoli poteva dirsi finalmente salva. Ecco, chiaro che questo intervento di Domenico Selvo non era completamente gratuito. Venezia doveva salvare i propri interessi, ma salvò anche gli interessi e forse, chi lo sa, la sopravvivenza di Costantinopoli. Per cui Domenico Selvo chiese qualcosa in cambio all'imperatore e l'imperatore decise di concederglielo, un do ut des. Grazie a questa grande vittoria del 1081 a Durazzo, i veneziani riuscirono ad ottenere un documento importantissimo chiamato la crisobolla, cioè la bolla d'oro. È un documento di carattere commerciale in virtù del quale l'imperatore di Costantinopoli riconosceva ai veneziani una marea di privilegi commerciali. Il privilegio sicuramente più importante fu l'esenzione dei dazi, cioè della franchigia, e quindi ottenere una franchigia doganale, su tutte le piazze del Mediterraneo controllate dai bizantini. Tutti gli altri mercanti, pensiamo per esempio agli amalfitani, ma non solo, se commerciavano su piazze bizantine, dovevano pagare un dazio circa del 10%. Ecco, i veneziani zero, non pagavano nulla, in virtù appunto di questa vittoria così importante per Costantinopoli. Pensate che questo privilegio fu così importante, intanto da conferire ai veneziani un ruolo di estremo vantaggio rispetto a tutti i concorrenti, perché naturalmente non dovendo pagare i dazi,
quindi godendo della franchigia doganale, avrebbero potuto essere più competitivi e quindi avrebbero potuto diminuire leggermente il prezzo delle merci e al tempo stesso aumentare leggermente il margine di guadagno, il che naturalmente era una posizione che un po' tutti invidiavano. Tanto è vero che gli stessi greci non avevano questo tipo di privilegio. Anche loro dovevano in determinate circostanze pagare i dazi, per cui capitava che gli stessi greci facessero a gara per ottenere la cittadinanza degli stranieri, cioè dei veneziani, pur di poter ottenere la franchigia doganale a loro volta. Ecco, fu, ripeto, un grande salto economico da parte di Venezia, perché da quel momento in poi le merci e la ricchezza che affluivano sulla città lagunare aumentarono esponenzialmente. Ecco. Un altro privilegio che ottennero, in virtù di questa, della vittoria a Durazzo, fu la possibilità di ottenere a Costantinopoli un proprio quartiere veneziano. Nell'immagine vedete Costantinopoli come più o meno doveva presentarsi al tempo. Qui vedete il porto di Sofia, questo qui, questa ellissi allungata era l'ippodromo, questo foro circolare era il foro di Costantino, questa qui era la via Mesa famosa, era larga 25 metri, insomma piena di negozi a destra e a sinistra. Questo è il famoso Corno d'Oro, un'insenatura fatta a forma di corno, chiamato Corno d'Oro perché proprio lì approdavano le mercanzie più preziose. E dall'altra parte invece vedete Galata, questa qui Galata o Pera, che poi diventerà più tardi una colonia genovese. Ecco, i veneziani, in virtù della loro vittoria del 1081, riuscirono ad ottenere un quartiere tutto loro proprio sul Corno d'Oro, dove merci e ricchezze di ogni tipo transitavano ogni giorno. Era un privilegio straordinario perché significava poter controllare costantemente in prima battuta tutti i traffici e tutte le transizioni economiche e commerciali. Non era così per gli altri mercanti. Chi approdava a Bisanzio, chi approdava in un'altra piazza commerciale bizantina, innanzitutto doveva registrarsi presso un prefetto bizantino, dichiarare chi era, dichiarare cosa portava, dichiarare a chi l'avrebbe venduta, entro quando, e poi avrebbe dovuto ricevere le istruzioni dal prefetto, che indicava, come dire, un cronoprogramma molto severo, per cui indicava le tempistiche, le modalità delle transazioni economiche e che dovevano essere eseguite. E dopo 3 mesi comunque i mercanti dovevano andarsene. L'ospite, no? Dopo qualche giorno comincia a puzzare. Ecco, i veneziani invece no, potevano assestarsi a Costantinopoli e lì dirigere in prima battuta, in prima persona, i loro traffici e i loro interessi, senza pagare nessun tipo di tassa. Ecco, mettendo insieme tutti questi elementi, capite l'importanza di questo avvenimento. Venezia comincia veramente ad arricchirsi. Ancora oggi potete vedere, vedete nell'immagine in alto, l'ex quartiere veneziano di Costantinopoli. Oggigiorno Costantinopoli, Istanbul, è una città completamente islamizzata, no? Evidentemente. Vedete i minareti che spuntano un po' ovunque nell'immagine. Però comunque questo quartiere qui, pur insomma molto cambiato rispetto a secoli fa, era il quartiere concesso ai veneziani al tempo di Domenico Selvo. Facciamo vedere qualche altra immagine, vedete? Questo qui è il centro commerciale di Valcapani, se pronuncio bene. Era un centro commerciale molto antico, già utilizzato dai veneziani come mercato per le transazioni economiche. E qui la stessa cosa, vedete, il lato del centro commerciale, potete anche un occhio non esperto si rende conto di come queste linee, vedete questi archi con una leggera cuspide, vedete queste cupole, sono fattezze che in qualche modo richiamano o sono richiamate anche dalla Basilica di San Marco a Venezia. Ecco, e ci sono molti collegamenti. Ancora oggi si possono vedere cose di questo tipo. C'è un terzo appuntamento che fece di Venezia una grande potenza marittima, che fu la Quarta Crociata. Ora, noi per questioni di tempo non possiamo approfondire il discorso della Quarta Crociata, dedicheremo un video apposito alla Quarta Crociata. Ma cosa accadde in estrema sintesi? Lo scopo della Quarta Crociata era prendere Gerusalemme, evidentemente.
Ci ricordiamo che Gerusalemme per moltissimi secoli fu una città cristiana, bizantina, poi venne presa con la forza delle armi dai musulmani nel VII secolo, poi venne ripresa con la forza delle armi dai cristiani, dai crociati, nella prima crociata, 1099, e poi venne ripresa ancora una volta con la forza da Saladino, nel 1187, si organizzò una terza crociata cercando di riacquistarla, ma fallì, la famosa crociata dove partecipò Riccardo Cuor di Leone e Federico I Barbarossa, e quindi Papa Innocenzo III organizza una quarta crociata, con lo scopo sempre di prendere Gerusalemme. Ecco, e qui ripeto, non entriamo nelle dinamiche, ma molto semplicemente la grande flotta allestita da Venezia, che doveva trasportare i crociati in Egitto, finì per una serie di motivi contingenti a Costantinopoli, e i crociati, che vennero ingannati dai bizantini in diversi e variegati modi, alla fine si risolsero per dare l'assalto alla città di Costantinopoli, per poter ottenere ciò che l'imperatore aveva promesso ma che non volle più rimantenere. Per la prima volta da secoli Costantinopoli cadde. Le mura di Costantinopoli, le famose mura teodosiane, erano inespugnabili, salvarono la città da moltissimi assedi, da quello degli arabi, da quello dei normanni, da quello degli avari. I veneziani avevano la capacità tecnica per poter assediare ed espugnare la città costantinopolitana. Vedete che le mura erano estremamente articolate, c'era un fossato, c'era un primo livello di mura con torri che arrivavano a circa 10 metri d'altezza, che è questo qui, e c'era poi un secondo livello di mura con torri che arrivavano a circa 18-19 metri d'altezza. Mai nessuno l'aveva espugnata. Ecco, i veneziani, facendo leva sull'alberatura delle proprie navi, riuscirono a calare delle passerelle sulle torri bizantine e riuscirono a trasferire di là degli uomini ad espugnare la città, veneziani e crociati franchi allo stesso tempo. Sicché Costantinopoli cadde nelle mani dei crociati e dei franchi, e questo per Venezia fu un evento di straordinaria importanza. Perché? Perché avvenne il cosiddetto Gran Guadagno, fu l'epoca cosiddetta del Gran Guadagno, cioè l'epoca in cui Venezia poté acquistare moltissimi territori, un po' ovunque. Il doge del momento era Enrico Dandolo, eccolo qui, lo vediamo sempre nel nostro palazzo ducale, e vedete non a caso cosa ricorda il cartiglio di Enrico Dandolo. Il doge ebbe il titolo di signore della quarta parte e mezza di tutto l'impero di Romagna. Non Romania, Romagna era Costantinopoli, il modo in cui si chiamava Costantinopoli perché era la seconda Roma, evidentemente. Ecco, in che senso Enrico Dandolo ebbe il titolo della quarta parte e mezza di tutto l'impero? È un titolo un po' ridicolo, sinceramente, della quarta parte e mezza. Perché quando i veneziani e i crociati espugnarono Costantinopoli nel 1204, Costantinopoli, la città e tutto il suo impero, venne diviso in 4 parti, per così dire. Un quarto venne concesso all'imperatore, al nuovo imperatore di Costantinopoli, un franco, mentre i rimanenti 3 quarti vennero suddivisi in maniera equanime ai veneziani e ai baroni franchi. Per cui diciamo che Venezia, facendo i calcoli, ottiene i 3 ottavi di Bisanzio e quindi della quarta parte e mezza di tutto l'impero di Romagna. Ecco, tenete conto che i veneziani furono estremamente abili nel reclamare e nell'ottenere quelle terre che più sarebbero stati utili. Non indugiarono troppo nella richiesta di ottenere terre nell'entroterra. Ai veneziani interessavano soprattutto le coste, le città costiere, le isole collocate nelle posizioni più strategiche, perché in forza di quelle isole i veneziani avrebbero potuto ancora una volta sviluppare e rinforzare la propria posizione, che ormai stava diventando quasi egemone da quelle parti, nel Mediterraneo. Ecco che lo Stato da Mar assume una figura simile, molto simile, a quello che vediamo in questa cartina.
Dico molto simile perché è una cartina questa che va presa un po' cum grano salis. Non tutte le terre che vedete segnate in arancione vennero acquisite immediatamente con la spartizione dell'impero bizantino, la cosiddetta partitio Romania, perché alcuni territori, per esempio, eccolo qua, Candia, o per esempio anche l'Eubea, questo qui, vennero conquistati poco dopo, subito dopo, sulla scia della quarta crociata, ma non sul tavolo della trattativa. Ecco, e poi c'è da dire un'altra cosa, che questa è un'immagine abbastanza artificiale, perché non tutti questi territori furono posseduti da Venezia simultaneamente. Quando per esempio Venezia possedeva l'Eubea, quest'isola qui, non possedeva Cipro. Quando perse l'Eubea, subito poco dopo, insomma, conquistò Cipro. Per cui questa è un'immagine, ecco, un po' artificiale, che però dice in sostanza la massima espansione, anche se non simultanea, ripeto, dello stato d'Amar veneziano, che ebbe il suo grande salto in avanti, il grande balzo, come viene chiamato da alcuni storici, proprio con la caduta di Costantinopoli e con la spartizione dei territori costantinopolitani, soprattutto la spartizione delle coste di Costantinopoli, cosa che più premeva ai veneziani. Ecco, non a caso ancora oggi in piazza San Marco vedete che proprio di fronte alla basilica, lo vedete nell'immagine, ci sono 3 pili portabandiera. Ecco, sono 3 pili che assumono ancora una volta un forte valore simbolico, perché rappresentano uno la Morea, cioè il Peloponneso, questa terra qui, un altro Candia, eccolo qui, ovvero Creta, e l'altro Cipro, i 3 grandi territori, le 3 grandi isole, insomma, o penisole dello stato d'Amar veneziano. Ecco, in virtù di questo stato d'Amar potete anche vedere come ogni regione, ogni città fosse funzionale ad un puzzle più ampio da un punto di vista commerciale, perché le merci potevano partire da Venezia o giungere a Venezia, vero? E avere a disposizione sempre delle basi d'appoggio, dove le galere potevano fermarsi, fare rifornimento, scaricare merci, ricaricare merci e far salire personale tecnico per la riparazione, insomma, scali logistici di cui necessitavano le galere, anche perché tenete conto che in una galera c'era poco spazio e quello spazio doveva essere sfruttato per il trasporto delle merci. Se fossero state caricati troppi viveri, quello era tutto spazio che andava a detrimento delle merci e che quindi avrebbe, come dire, compresso il margine di guadagno che una galera poteva, di una galera. E quindi vedete, i veneziani potevano fare scalo in Istria, potevano fare scalo in Dalmazia, potevano giungere a Durazzo o a Ragusa, anche se poi qui a volte erano, come dire, la situazione era un po' altalenante, ecco, a volte erano possesso dei veneziani, poi venne loro strappato, ma poi soprattutto potevano fare scalo sulle isole ioniche, eccole qui, per esempio Corfù, e poi in Morea. In Morea c'erano le 2 famose città costiere di Corone e Modone, i 2 grandi occhi di Venezia sul Mediterraneo, così erano chiamate, perché non erano piazze commerciali, erano città in cui le galere e le flotte facevano degli scali tecnici per fare tutte quelle operazioni di imbarco e sbarco che vi dicevo prima, ma anche città in cui tutte le navi avevano l'obbligo di fermare per dare informazioni. Tutte le flotte che andavano e venivano per il Mediterraneo si fermavano lì per comunicare com'era la situazione dei pirati, per esempio, se c'erano delle flotte militari, se c'era la peste o la malattia o malattie in qualche piazza commerciale del Mediterraneo. Per cui Corona e Modone diventavano, come dire, il centro logistico informativo sulla base del quale poi Venezia assumeva decisioni politiche e commerciali di primaria importanza, evidentemente. Ecco, e una volta giunte a Corone o Modone, le navi veneziane potevano o proseguire lungo la costa per l'Eubea e quindi vedete per Costantinopoli, oppure potevano andare a Creta e giunte a Creta le navi potevano poi decidere se andare o in Medio Oriente, Siria, in Libano, oppure in Nord Africa presso le grandi piazze saracene. Questo era un pochino il puzzle dei commerci. Facciamo vedere questa immagine qui, vedete? Ce li fa vedere un po' meglio i commerci. Tratteggiati in blu
abbiamo le rotte dei genovesi, mentre in rosa le rotte veneziane, che sono molto più ampie, molto più articolate di quelle della loro rivale ligure. Vedete che i mercanti veneziani scandagliavano un po' tutto il Mediterraneo, da Venezia alla Dalmazia, alla Grecia. Qui siamo a Costantinopoli, ma dopo oltrepassavano Costantinopoli, entravano nel Mar Nero e quindi commerciavano con tutte le grandi piazze asiatiche. Ma potevano giungere a Creta, come vi dicevo, vedete, da Creta potevano andare in Medio Oriente, potevano commerciare con il Nord Africa. Vedete che alcune navi o alcune mude, come poi verranno chiamate, cioè grandi convogli a gestione mista privata e statale, superavano le colonne d'Ercole e si spingevano su per le coste iberiche, su fino a Bruges in Belgio, addirittura fino a Londra. Quindi, come dire, una rete commerciale di ampissimo respiro che veniva garantita dallo Stato, sostanzialmente dallo Stato da Mar, quantomeno nel Mediterraneo orientale. Le navi veneziane erano sicure nel loro veleggiare, non temevano troppe insidie, appunto perché potevano appoggiarsi a tutte queste basi logistiche militari. Possiamo anche aggiungere, vedete in questa cartina, le vie commerciali terrestri. Vedete che rispetto alla cartina precedente si aggiungono queste vie rosse, che sono vie dell'entroterra. Erano le grandi vie carovaniere del tempo, che ovviamente finivano presso un grande porto commerciale, perché le sete, gli incensi, le spezie seguivano le vie terrestri fino ad un porto e poi nel porto venivano stoccate e attendevano di essere caricate su delle navi che poi le avrebbero portate altrove, no? Ecco, capite che questo snodo era estremamente importante, cioè le grandi città portuali erano città in cui veniva stoccata e conservata per settimane, a volte per mesi, enorme quantità di ricchezza, perché non è che appena giungevano le spezie subito partiva una galera, perché le spezie o le stoffe andavano comunque ammassate, si attendeva l'arrivo della galera, che non era giornaliero, per poi caricare le merci e farla ripartire. Per cui era di estrema importanza anche qui poter controllare di prima mano il flusso delle merci e soprattutto questa funzione di cerniera particolare, no? Cioè il passaggio dalla via carovaniera alla via marittima. Onde per cui in moltissime grandi piazze commerciali del Mediterraneo nacquero anche degli empori commerciali o delle colonie mercantili, come venivano chiamate, e cioè dei veri e propri appezzamenti di terra che in genere godevano o di fortissima autonomia o addirittura dell'extraterritorialità, dove i veneziani, non solo, ma in questo caso parliamo dei veneziani e del loro stato da mar, no? Articolato e disseminato un po' ovunque, potevano insediare un proprio ambasciatore, un proprio personale diplomatico, dove c'era un notaio, dove c'era un medico, cioè un luogo in cui i veneziani potevano in qualche modo sentirsi psicologicamente a casa, governati da un personale proprio che si rapportava con i poteri locali, in un luogo dove i pesi e le misure erano veneziani, dove tutti parlavano ovviamente il veneziano, un luogo dove c'erano le case, dove c'era un pozzo, dove c'era un pezzo di terra da coltivare, dove c'era un forno per fare il pane, dove c'era un bagno pubblico, dove c'era un cimitero, dove c'era una chiesa, dove c'era uno scalo marittimo, dove c'erano delle piccole botteghe per vendere al minuto. Ecco, cioè una piccola enclave veneziana in terra straniera, disseminate queste colonie commerciali un po' ovunque. Anche questi erano punti nevralgici dello stato da mar veneziano. Naturalmente, tutti questi territori, tutte queste isole, queste città costiere, questi empori commerciali, dovevano essere difesi. E i pericoli maggiori provenivano o dai pirati o soprattutto da quegli stati contro i quali Venezia si trovava in guerra. Genova, per esempio, diciamo che dal 1200 al 1300, per più di 100 anni, il nemico mortale di Venezia sarà Genova e ci saranno 4 guerre molto importanti tra Venezia e Genova, alla fine la spunta Venezia in qualche modo, e poi soprattutto i turchi, perché dal 1400 ai primi decenni del 1700, diciamo per circa 250 anni,
I turchi saranno un nemico mortale dei veneziani, tanto da scatenare 7 guerre. Ci saranno 7 guerre veneto-turche. I veneziani erano anche fieri di chiamarsi gli oppugnatori per la fede di Cristo, perché Venezia per molti secoli sarà l'argine che consentirà all'Europa occidentale, quantomeno alle città costiere, di salvarsi dalla minaccia dei turchi. E ciò non di meno, però, Venezia dovrà accusare il colpo e piano piano arretrare e fare di necessità virtù. Ma ad ogni modo, a causa di questi grandi pericoli che costantemente minacciavano Venezia e le sue isole, le sue proprietà, Venezia cosa fece? Beh, evidentemente tra le varie cose dovete pensare a fortificarsi. Le fortificazioni sono delle opere di ingegneria militare straordinarie e spesso e volentieri rimangono a testimonianza di un passato glorioso. Qui siamo a Candia. Candia era la capitale dell'isola di Creta, nonché per, come dire, Sineddoche, il nome che poi passò a designare tutta l'isola. Ecco, vedete che qui a Candia, proprio a difesa del porto, venne eretto verso la metà del 1500, diciamo 1540, questo castello a mare, così chiamato, castello eretto dai veneziani. Lo vedete proprio qui. Lo vedete ancora meglio in questo modellino fatto di legno di cartapesta che si trova in quel museo storico navale di cui vi parlavo a Venezia. Perché spesso e volentieri gli ingegneri veneziani cosa facevano? Prima costruivano il modellino in 3D, lo inviavano al Senato e il Senato sulla base del modellino decideva se dare avvio o no ai lavori. Modellini che potevano integrare elementi già esistenti e poi compensarli con elementi che sarebbero stati costruiti previa autorizzazione del Senato. Ecco, ne sono rimasti diversi di questi modellini. Qui vedete che la costruzione reale del castello a mare rispecchia molto bene, no, il modellino che abbiamo conservato nel museo a Venezia. Ecco, questo è una fortificazione moderna, siamo nel 1540, che venne pensata per resistere all'artiglieria, perché nel 1400, nel 1500 l'artiglieria divenne sempre più potente e le opere difensive dovevano adeguarsi di conseguenza. Pensate che in questo forte abbiamo delle mura che giungono anche a 9 metri di spessore, perché dovevano resistere a colpi tremendi di artiglieria. Vedete qui per esempio, per vedere qualche particolare, ancora oggi si può vedere il leone di San Marco, no? Andante verso destra con il libro aperto. Possiamo vedere in questa immagine, è il lato inferiore della foto, tutte le varie cannoniere. Vedete questi fori, sono delle cannoniere dislocati a 2 livelli diversi, al piano terra per così dire, al piano più elevato. Poi l'artiglieria poteva essere collocata anche in barbetta, si dice così, cioè nelle posizioni più elevate. Ed era un fortino che naturalmente vomitava fuoco da tutti i lati, perché doveva respingere eventualmente gli assedi da parte della flotta ottomana che nel 1500 era già una flotta estremamente efficace, forte, devastante. Gli ottomani a un certo punto, no, nel 1500 sottomisero quasi tutto il Mediterraneo, ecco, lo fecero un lago islamico come veniva chiamato. All'interno di questo castello a mare possiamo vedere una serie di cose. Innanzitutto vedete nel 1630 il forte era dotato di 18 cannoni al piano inferiore e di 25 al piano superiore. Quindi era proprio un piccolo fortino che doveva sputare fuoco da tutti i lati. E poi sono state conservate queste palle da cannone. Ecco, ne sono state conservate a migliaia e pensate che durante la guerra di Candia, fu la guerra che durò per più di 20 anni tra Venezia e gli ottomani, guerra che poi alla fine venne persa da Venezia, anche se venne persa con tutti gli onori, perché le forze in campo erano assolutamente impari. Però per più di 20 anni Venezia riuscì a resistere all'assedio degli ottomani e vennero sparate decine e migliaia di palle di cannone, sia da una parte che dall'altra. Ecco, l'aneddoto curioso è che ad un certo punto gli ottomani cominciarono a fondere dei cannoni direttamente sull'isola, cioè a costruirli, a plasmarli direttamente sull'isola.
prendendo a prestito le palle sparate dai veneziani e fondendo il cannone proprio a misura sullo stesso calibro delle palle sparate dai veneziani, in modo tale da poterle riciclare. E si pensa che ne vennero riciclate circa 30.000, no? Quindi i veneziani sparavano, i turchi gliele risparavano e avanti così. Poi Candia nel 1669 dovette cadere, i veneziani dovettero andarsene però con l'onore delle armi. Ecco, per però più di 100 anni, insomma fate i calcoli, dal 1540 fino al 1669 più o meno, questo fortino riuscì a reggere l'urto della flotta ottomana, poi ad un certo punto venne preso e dovette cedere il passo. Un'altra traccia ben visibile che ha lasciato, scusate, lo stato da Mar dei veneziani lo troviamo alla Canea, vedete là sulla mappa dove si trova, siamo nella parte occidentale di Candia, cioè di Creta. Questa è la foto presa dall'alto, si può ancora vedere abbastanza facilmente la cinta bastionata che perimetrava il centro storico e quindi la città. Lo si vede meglio da questa immagine, ecco qui, vedete questa opera poligonale è un bastione, questo qui è un altro e qui abbiamo la cortina che corre lungo il lato meridionale. Qui venne interpellato Michele Sammicheli, il grande architetto civile e militare, protagonista del Rinascimento veronese, ma non solo, perché Verona faceva parte dello Stato da Terra, della Serenissima, e la Serenissima pensò di valorizzarlo per erigere fortificazioni un po' ovunque. A Venezia, ricordiamo il forte di Sant'Andrea a protezione del Lido, ma non solo, anche per esempio qui a Creta. E possiamo vedere qualche curiosità tecnica. Questo è sempre il modellino fatto in cartapesta e legno, no? Che si trova al Museo di Venezia. Vedete che queste strutture qui poligonali sono i bastioni veri e propri, che erano come dire, l'innovazione tecnologica più avanzata di tutte le cinte difensive del tempo. I bastioni cominciano a nascere proprio all'inizio del 1500 e avevano la funzione di ottimizzare il tiro d'artiglieria, perché l'artiglieria difensiva, in virtù di questi bastioni, poteva incrociare meglio il tiro ed essere molto più devastante nei confronti degli eserciti assedianti. Abbiamo anche una rondella, vedete che sarebbero questi bastioni arrotondati. La forma rotonda della rondella era più efficace nei confronti delle palle di cannone, perché o la palla di cannone impattava direttamente sul diametro della rondella e allora l'efficacia sarebbe stata al 100%, sarebbe stata piena, ma se la palla di cannone avesse impattato con un angolo leggermente diverso senza centrare il diametro della rondella, proprio la conformazione cilindrica della rondella faceva saltare via, scheggiare via, slittare via più facilmente la palla di cannone, subendo meno danni di conseguenza. Ecco. E dopo qui, per esempio, vedete un altro accorgimento tecnico, qui abbiamo con ogni probabilità una posterla, cioè una piccola porticina che serviva per le sortite, difesa da questo orecchione qui, che evidentemente non poteva essere presa dall'assedio perché troppo piccola e ben protetta. Ecco, questo per dire che cosa? Che non solo i veneziani, ma soprattutto i veneziani, e un po' ovunque, sia nel Veneto sia nello Stato da Terra, cominciarono a erigere grandiose opere difensive con le più moderne, con i più moderni accorgimenti ingegneristici. Per esempio i bastioni, per esempio le rondelle. Ma un altro esempio, ecco, lo troviamo nell'isola di Corfù. L'isola di Corfù era importante tanto quanto Creta. Creta era importante perché era la base che poi consentiva ai mercanti veneziani di spingersi o in Medio Oriente o in Nord Africa. Corfù era la porta d'ingresso scusate, del Mar Adriatico. Quindi la difesa di Corfù era di fondamentale importanza per Venezia. Perdere Corfù significava probabilmente perdere l'Adriatico o il medio-basso Adriatico, o comunque consentire alle flotte nemiche di introdursi nell'Adriatico con estrema facilità. Ecco, vedete come venne corazzata, come venne fortificata Corfù. Lo vediamo qua nel modellino perché si vede meglio rispetto alla foto reale odierna. Vedete che c'è una cinta che attornia tutto l'isola
e c'è un fosso e un fronte bastionato, questi sono i bastioni poligonali, che difendono l'isola da attacchi dell'entroterra. Su questo angolo saliente qui che vi sto mostrando in questo momento, questo qui, adesso cambio immagine, lo vediamo meglio, eccolo qui, su questo angolo saliente vedete che venne posta anche la porta d'ingresso, posta proprio lì sull'angolo saliente perché in questo modo sarebbe stato meglio difesa. All'interno potete vedere più livelli di cortine, c'è una prima cortina che è questa qui più bassa, c'è una seconda cortina che è questa qui, ma c'è anche un terzo livello, ovvero quello delle acropoli. Una prima acropoli è questa e una seconda acropoli è questa. Le acropoli erano il luogo di estrema difesa, no? Se fosse caduta la prima cinta ci si poteva rifugiare nella seconda e poi eventualmente nella terza, sperando nel frattempo negli aiuti esterni naturalmente. Ecco, e vedete anche questa struttura a dente che avrebbe dovuto difendere l'accesso alla seconda cortina e all'acropoli. Struttura a dente che però non venne mai eretta, rimase solo in fase di progettazione. Ecco, questo per dire che cosa, no? Gli esempi si potrebbero moltiplicare, che ancora oggi navigando nel Mediterraneo è possibile di isola in isola, di città, di emporio commerciale in emporio commerciale, notare dei grandiosi bastioni o delle grandiose fortificazioni di epoca veneziana. Lo Stato da mare, siamo proprio alla fine, lo Stato da mare naturalmente ebbe una sua nascita con Pietro II Orseulo, ebbe un suo sviluppo, ebbe anche un suo apogeo, diciamo gli anni successivi alla Quarta Crociata, poi cominciò anche a declinare. E nella misura in cui i turchi cominciarono ad espandersi, Venezia cominciò ad indietreggiare, anche se fu sempre abilissima nel compensare le perdite territoriali con nuove acquisizioni. Per esempio, vi dicevo prima, Venezia perse l'Eubea, ma subito dopo acquisì Cipro, siamo alla fine del 1400, e in questo modo i veneziani riuscirono sempre a imporsi come una presenza fondamentale e di primaria importanza nel Mediterraneo, a salvaguardare anche i propri commerci, certo militarmente dovendo però arretrare. Il giro di boa è costituito dalla battaglia di Zonchio, siamo nella seconda guerra veneto-turca, vi dicevo che ce ne saranno 7 in tutto di guerre, quella più famosa è la battaglia di Lepanto, che è la quarta, prima e dopo ce ne furono anche delle altre. Nella seconda guerra veneto-turca ci fu questa battaglia di Zonchio che non fu neanche proprio una vera e propria battaglia, siamo nel 1499. Venezia aveva a disposizione la flotta più ampia mai varata, aveva una cosa, se ricordo bene, come 120 galere, una cosa del genere, e ad un certo punto al largo dell'isola di Zonchio, siamo nel Peloponneso, si trova di fronte una flotta ottomana che ne aveva più del doppio. Lo sforzo più grande fatto da Venezia in quel momento e nella storia, fino a quel momento, non riusciva nemmeno a giungere alla metà delle galere, comunque delle navi complessive, non c'erano solo le galere, che avevano gli ottomani a disposizione. I comandanti veneziani non ebbero il coraggio di dichiarare battaglia, forse avrebbero potuto, forse avrebbero anche potuto ottenere qualcosa, ma in ogni caso ormai era chiaro che l'impero ottomano, ormai tra il 1400 e il 1500, fosse altro per l'estensione territoriale di cui disponeva, aveva a disposizione delle risorse anche marittime alle quali Venezia da sola non poteva più far fronte. Poteva sì arginare la minaccia, lo fece sempre molto bene, ma solo con una grande coalizione cristiana europea Venezia avrebbe potuto opporsi alla egemonia ottomana ed è quello che poi avverrà con la battaglia di Lepanto, ma qualche decennio più tardi. Ecco, per cui dal 1499 in poi lo Stato da Mar comincia piano piano a comprimersi, perché da quel momento tutte le coste, o quasi tutte, insomma, le coste dell'Egeo caddero sotto il controllo dei turchi, mentre Venezia conservò, quello sì, il controllo politico e militare dell'Adriatico. Il Mar Ionio faceva un po' da cerniera, ecco. E Venezia mantenne il controllo militare dell'Adriatico ancora per tutto il 1600, quando vennero sconfitti gli Uscocchi, per dire. Perse il controllo anche del Mar Adriatico all'inizio del 1700. Durante la guerra di successione spagnola, i francesi inviarono le proprie navi proprio presso la laguna,
o vicino alla laguna, per evitare che gli austriaci risalissero il Po per portare manforte a Milano, dove si stava combattendo. Insomma, voglio dire, l'Adriatico, che fino al 1600 compreso era militarmente controllato da Venezia, nessuna nave poteva entrare senza la previa autorizzazione della Serenissima, all'inizio del 1700 venne violato e la Francia poté mandare impunemente la propria flotta a presidiare la foce del Po, per evitare, ripeto, l'andirivieni di navi nemiche, quelle austriache, senza che Venezia fosse in grado di impedirlo. E questo ormai testimoniava, per così dire, la morte dello Stato da mare. Ecco. Anche se poi naturalmente l'Istria e la Dalmazia rimasero politicamente veneziane fino alla caduta di Venezia con Napoleone, ma il controllo sul mare nel 1700 venne di fatto meno. Certo, rimane però la memoria di un passato glorioso, siamo veramente alla fine. All'interno di Palazzo Ducale potrete osservare questa bellissima opera di Giambattista Tiepolo, Nettuno che offre a Venezia i doni del mare. Siamo nel 1700, Venezia ha ormai perso il controllo sul mare, però rimane un ricordo e un'identità e una coscienza collettiva di primaria importanza. E qui vedete infatti Nettuno, dio del mare, che cosa fa? Offre i doni del mare a Venezia. Infatti vedete all'interno di questa cornucopia abbiamo dei coralli, abbiamo delle perle, abbiamo delle monete d'oro, delle monete d'argento, è un tesoro di straordinaria ricchezza che il dio del mare offre a Venezia, per cui il dio del mare è sottoposto a Venezia. Il dio del mare, vedete, è piuttosto anziano, con la barba bianca, invece una Venezia giovane, bella, spavalda, che con un gesto indica i rapporti di forza, come a ringraziare il dio del mare per la cornucopia, no, piena di ricchezze, ma con quel gesto lo rimanda indietro, a prenderne degli altri, no? E vedete Venezia che è addobbata con i simboli del potere. Abbiamo uno scettro, abbiamo una corona, quindi la regina del mare, la vera regina del mare. Abbiamo sarebbe un collare d'armellino, che era il collare tipico dei dogi, o d'armellino o di peli di lupo, comunque a raffigurare il potere dogale, no? E ovviamente qui il leone, vedete, molto docile sotto la mano di Venezia. E quindi molto spesso la virtù della fortezza, no? La fortezza è così raffigurata come una donna che tiene mansueto un leone sotto di sé. E quindi la forza di Venezia, ma anche la sua prudenza, cioè una città capace di usare la forza, ma in maniera misurata, in maniera ponderata, solo se necessario. E comunque una Venezia che domina sul mare e sul dio Nettuno. Non era più così nel 1700, anche se, ripeto, Venezia aveva l'Istria e la Dalmazia. Certo era che la memoria di un passato straordinario era ancora ben vivida nella coscienza dei veneziani e dei veneti in generale. Ma ancora, e siamo veramente alla fine, se non volesse entrare in Palazzo Ducale, alcuni simboli dello Stato da Mar potete vederli già all'esterno. Vedete qui sul lato occidentale c'è un tondo, questo qui, in cui vedete Venezia, no? Con due leoni ai fianchi, una spada, vedete le onde del mare sotto i suoi piedi e dei nemici, no, che emergono dal mare che stanno soccombendo, sono succubi, sono sconfitti. E nel cartiglio cosa si dice? Troneggio forte e giusta e schiaccio le furie e il mare sotto i miei piedi. Ancora una volta Venezia trionfante sul mare. E lo stesso leone ci dice qualcosa del mare. Perché? Perché è un leone che è orientato verso la laguna, verso il mare, non verso l'entroterra. Ecco, nel 1509, quando ci fu la famosa battaglia di Agnadello, dove Venezia rischiava di scomparire perché l'Europa si coalizzò contro di lei e perse ad un certo punto quasi tutto l'entroterra, alcuni patrizi veneziani cosa dissero? Bah, dobbiamo tornare alla nostra vocazione originaria. Non dobbiamo preoccuparci troppo dell'entroterra, non dobbiamo rivolgere là il nostro sguardo, ma dobbiamo dedicarci alle cose che sappiamo fare meglio, e cioè ai commerci, e cioè al mare, e cioè allo stato da mare. E infatti anche il leone, che dice la nostra essenza, che dice la nostra anima, dove rivolge lo sguardo? Verso est, verso il mare, ed è là che dobbiamo rivolgere anche il nostro sguardo. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione. Per quanto riguarda lo stato da terra c'è un video a parte, ma questo è tutto un altro capitolo. Arrivederci.